Buongiorno picciotti Sicilia a tutto tondo, oggi vi abbiamo portato a Cefalù, una delle mete turistiche più belle della Sicilia. Guardate chi c'è qua ragazzi, siamo a fine settembre, ancora le persone vengono a mare, c'è una bellissima giornata. Ora vi faremo vedere l'interno di Cefalù, il Duomo di Cefalù, le bellezze di Cefalù. Per me uno dei posti più belli della Sicilia. Amoni. Amore, adesso ti porto nel centro storico di Cefalù. Bellissimo, andiamo ragazzi. Guardate Andiamo. qua, Cefalù, vi facciamo vedere anche la mappa così non vi perdete. Città di Cefalù, forza! Forza, forza! Questa è Porta Ossuna, forza! L'amore mio ci sta portando al lavatoio. Vero amore? Giusto? Dove è sto lavatoio? Qua vicino, mi sa che stiamo arrivando. Guardate che bei vicoletti che ha Cefalù. Quanti souvenir. Allora eccoci, arrivati. Andiamo. Amore, senti fresco che c'è? C'è un po' di fresco. Qua prima del Covid, Sì? uno si poteva bagnare i piedi. E ora no, hanno messo le transenne. Adesso no, perché ci sono per ora le transenne. E lì si lanciano le monetine. Guarda quante monetine, amore. Eh sì, peccato che non mi sono portato una calamita. Ok amore, possiamo proseguire. Andiamo. Un vecchio artigiano. Guardate qua. Allora amore, ti faccio vedere un posto dove tutti fanno le foto. Guarda, Vediamo. guarda qua quest'arco. Guarda che caratteristico. Oh, bellissimo. Quest'arco che va a mare. State. Guarda che bellezza amore, ora ti porto là. Ok, continuiamo e andiamo sempre sulla sinistra che c'è una specie di porticciolo. Possiamo chiamare porticciolo amore? Certo. Andiamo. 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 Ah, guardate là, guardate là. Da qua si vede tutta la costa. E poi vi portiamo anche in un belvedere che c'è più avanti. Bravo amore, bravo. Bella Portaci a Cefalù, vedere bella cose Cefalù. belle. Mi piace Cefalù. Vieni amore, guarda. Avviciniamoci qua al mare, scendiamo questi gradini. A qua potete fare delle bellissime foto. Che ne pensi di Cefalù amore? Bella. Tu che non mi ci vuoi portare mai, che vuoi andare sempre a Mondello, diciamo alle nostre amici c'è tutto tondo. Vabbè, amore, che buono. Mamma Cefalù, manco va via. Guarda qua, la finestrella sul mare. Sempre cose romantiche. Ecco la cura per tutti i siciliani, il mare. Ritorniamo là. Vai amore. Che ci fai vedere amore? Questo è il monumento ai caduti. Dai amore, ti porto io in un posto romantico ora. Dai amore, stupiscimi. Su queste scalinate. Wow. Visto amore, che posto! Eh sì, lo puoi dire amore, guardate qua visuale ragazzi. Beati quelli che hanno queste case che si affacciano sul mare. Amore, diciamolo che noi abbiamo passato un capodanno in quella casa. Qui. Lì. Qui, il capodanno dell'anno del mio contratto a tempo indeterminato, diglielo amore. È vero, quanti ricordi!
E abbiamo festeggiato il Capodanno qua e aspettavamo i giochi di fuoco che non hanno fatto mai. Perché c'era brutto tempo. Perché c'era brutto tempo. Ecco la punta del pontile. Sembra un po' Titanic, amore? Sì, amore, mettiti qua, fai il rose. Ti fidi di me? Facciamoci mentre i nostri amici non ci vedono. Siamo romantici. Dove mi porti ora, amore? Amore, indovina. In centro? Meglio del centro. A mare? Meglio del mare. Ti In dico montagna, solo in che è montagna. patrimonio UNESCO. Matrimonio UNESCO? Patrimonio. Matrimonio, io che dico? Non matrimonio, patrimonio. Ma tu hai sempre detto matrimonio. Matrimonio è il prossimo anno. E ho detto patrimonio. Adesso vi porteremo in un'altra parte dove si affaccia sul mare, vero amore? Una parte dove si affaccia sul mare è il... Belvedere. Brava amore, tu sì che sei preparata. Grazie. Bellino il Carretto carretto. siciliano. Ciao gattino. Noi saliamo. Ciao Francesco. Saluta gli amici siciliani a tutto tondo. Ciao a tutti. Questo è il mio suocero, nonché suo padre, vero amore? Certo. Sei tuo suocero, amore. Nonché tuo È padre. mio padre. Ma è giusto, no? Allora, di qua si vede il faro. Guardate che bello. Promontorio. E poi questa bellissima vista del mare. Da questa parte si vede tutta la costa. Amore, che fai? Scappi? No, andiamo, picciotti si è tutto tondo e dobbiamo fare ancora un altro piccolo giro. Certo, amore, ci manca solo il patrimonio UNESCO. Matrimonio UNESCO e là sopra. Ora dobbiamo andare per il Duomo di Cefalù e poi dall'altra parte c'è l'ultima parte di centro storico. Poi così finalmente ci potremo andare a riposare perché siamo vivi per miracolo. Allora, fidanzati e mariti di tutto il mondo, ringraziatemi perché io vi faccio vedere i video e potete dire alle vostre mogli, alle vostre fidanzate, vabbè l'abbiamo visto, non ci andiamo, eh? E quello che soffro io non lo soffre nessuno. Amore, ma smettila. Guardate, qua a Cefalù quante cose tipiche potete trovare. meravigliose poi, guardate. Guarda che La palla bello. di figurine. Presto ci sarà una novità con la palla di figurine, la Cinacca, ragazzi, non ve lo possiamo dire, è un'anteprima. Abbiamo dato un po' di spoiler, vero amore? Vero, guarda qua, che cos'è questo, amore, là? La coppola, Tipica siciliana. e fanno le coppole, pure Beckham se mi sa coppola. Guardate che bellezza. Picciotti, siamo arrivati finalmente al Duomo. Questo Duomo è stato costruito nel 1131 per volere di Ruggero II. La leggenda narra che Ruggero II decise di costruire questo Duomo perché? Perché è scampato ad una tempesta e approdato a Cefalù. Una volta salvato, decise di costruire il Duomo per ringraziare il Santissimo Salvatore. In realtà Ruggero II fece costruire questo Duomo perché era una fortezza e quindi decise in questo modo di dimostrare ancora di più il suo potere qua in Sicilia, in territorio siciliano. Dal 2015 fa parte dell'UNESCO, quindi è assolutamente una chiesa, un monumento da visitare. Andiamo amore, andiamo! Allora, dovevamo entrare di là, però da oggi si entra, sicuramente ci sarà qualche cerimonia da questa parte.
Ok ragazzi, proseguiamo lungo il nostro tragitto. Di qua si sale per il tempio di Diana e per il parco della Rocca, però il parco è chiuso momentaneamente, mentre per quanto riguarda questo tempio verremo prossimamente, quindi nei prossimi video seguiteci, che ci faremo anche questa camminata. Picciotti, la giornata volge al termine. E infatti ragazzi, oggi doppia tappa, siamo andati pure al santuario di Gibilmanna, però metteremo prima Cefalù e poi Gibilmanna. Seguiteci sulla nostra pagina e li vedrete tutti come sempre. Ciao picciotti! Ciao ragazzi!